Buondì, finalmente di nuovo in montagna, dopo quasi un mese e mezzo. Non che la bicicletta mi abbia stufato, però dai, ogni tanto è anche bello cambiare. Oggi finalmente si può tornare ad uscire dal proprio comune, quindi ho approfittato per fare probabilmente l'ultima escursione invernale dell'anno, forse. È vero che siamo in primavera, ormai è metà aprile, però in quest'anno particolare, in questa stagione invernale particolare, continua a fare fresco per il periodo e a nevicare. Ha nevicato ancora lunedì, ha fatto altro mezzo metro sul Canin e circa 20 cm sulle Prealpi Giulie, quindi quest'oggi ho approfittato per venire a Cornappo, dove ho lasciato la macchina, e ho appena intrapreso il sentiero che viene chiamato Direttissima al Gran Monte. Non credo sia un sentiero CAI, deve essere una traccia che viene mantenuta, diciamo, dai locals, ed è praticamente l'accesso più rapido alla catena del Gran Monte salendo dal versante sud. Ora sono circa 600 metri, mi pare. La mia meta sarà punta Laushovizza, dovrebbero essere 1600 e qualcosa, e attraverso questo sentiero, lungo circa 2 km e 600 metri, ci si sparano i 1000 metri di dislivello che separano per l'appunto il paese dalla cresta del Gran Monte. Parlavo di escursione invernale, adesso praticamente qui neve non c'è, anzi c'è anche qualche fioretto già sbocciato. Siamo in primavera, però probabilmente già tra un 200-300 metri di dislivello inizierò a trovare neve anche sul versante sud, solo delle chiazze, in teoria anche, tra l'altro non dovrebbero esserci difficoltà. Ho studiato un po' il sentiero sulla carta e non dovrebbero esserci canaloni o zone pericolose. Valanghe sul versante sud ormai non possono staccarsi, però magari si trova qualche nevaio in qualche punto critico. Poi invece, quando arriverò sulla cresta, valuterò se scendere un quarto d'ora circa fino al ricovero Gran Monte, dove molto probabilmente sarà inverno. C'è un ivometro su alla casera al ricovero, l'ho consultato ieri sul sito della protezione civile, segna 1,5 metri di neve. Ora non so se il dato sia reale o se magari il nivometro si è piantato, perché 1,5 metri di neve sulle Prealpi a metà aprile è davvero tanto, però visto la stagione potrebbe anche essere. Quindi comunque ho i ramponi, ho la piccozza, non dovrebbero esserci versanti ripidi fino al ricovero, per cui insomma una volta che sono in cresta, che ho raggiunto la punta di Laushovizza, poi deciderò se effettivamente fare questa deviazione fino al rifugio oppure tornare indietro direttamente da dove sono salito.
È circa un'oretta che cammino, sono uscito sui pratoni sommitali del Gran Monte e ho iniziato a trovare la neve. Fortunatamente ci sono poche chiazze di neve, c'è tanta erba e la neve è in delle condizioni abbastanza insidiose. Non pensavo avesse rigelato e invece probabilmente la notte c'è il rigelo perché la neve ha una crosticina superficiale che non sempre si sfonda. Dove ce n'è poca si riesce a sfondare e quindi si sta in piedi, però ci sono dei punti in cui la crosta è bella dura e anche battendo con le scarpe si riesce a fare un po' di tacchetta ma molto poca. Quindi ho abbandonato il sentiero che mi avrebbe portato a tagliare un canalone, che adesso te lo faccio vedere, innevato e tra l'altro pure un po' protetto alla battuta di sole, e quindi ho deciso di risalire sulle balze erbose evitando la neve. Adesso sono più alto, taglio il pendio e così evito, perché era davvero uno scivolo. Praticamente avrei dovuto attraversare sotto là dove c'è quel cespuglietto e dovevo attraversare il primo e il secondo, e la neve è dura, quindi poi laggiù c'è un salto, si va giù. Eh, sì, le zone dove è meglio non scivolare, e per fare questi due pezzettini qua non mi metto sui ramponi, è inutile, perché la situazione non è da ramponi, si riesce finché si sta sull'erba, non ci sono problemi. Quindi adesso taglio il pendio e dovrei ritrovare il sentiero, e tra l'altro è pieno di camosci, avrò già visti una ventina e ce n'è ancora che girano. Probabilmente sono ancora un po' più in basso, forse con la nuova nevicata sono tornati giù vicino al bosco e ce n'è veramente un sacco. Sono arrivato a quota 1400 circa e c'è un casino di neve, cioè, assurdo. Fino a cos'era lunedì scorso, martedì scorso, io questi versanti li vedo da casa, avevo binocolato, non c'era più neve. Adesso qua c'è una cresta, l'avrà anche portata un po' il vento, ma ci sarà mezzo metro di neve, anche di più. E quindi adesso mi metto i ramponi, perché tanto guardando circa, individuando il sentiero, praticamente si va su, si continua quasi dritti e c'è tutta neve, quindi di sicuro mi servono. Il problema è che si sprofonda un sacco. Spero che, superato questo trattino di cresta, poi spostandomi sui versanti qui a sinistra, la neve sia un po' più bassa, perché sta andando dentro fino al ginocchio, il bastoncino va giù fino in fondo, un macello. Sì, c'è una fatica immane. Quindi adesso mi rampono e proseguo ancora un po'. Però se continua così, sì, magari anche ci arrivo sulla cima, ma c'è un massacro. Tra l'altro mancano 200 metri alla cresta, 250, manca neanche tanto, però c'è tanta neve, non pensavo. Bene, dopo 2 ore e qualche blasfemia sono arrivato
sulla cresta del Gran Monte. Non sono ancora sulla punta Laushovitza, però almeno la cresta l'ho raggiunta. Sono salito da questa parte in cui è praticamente primavera con un po' di neve, e mentre se ci giriamo verso nord è praticamente inverno. Incredibile quanta neve ci sia, c'è un sacco di neve. Questo qua davanti è il bivacco, il rifugio Ana Monte Aperta, e io dovrei scendere qui così e andare giù. C'è molta neve, sono accumuli da neve ventata, ma insomma boh, non dovrebbero, cioè non è tanto pendente, al limite si può anche fare, credo. Il problema è che ho idea che si sprofondi un sacco, non so, adesso proverò a tastare la consistenza di questa neve, perché verso sud vado dentro fino al ginocchio, ma poi è assurda quanta neve c'è su tutte, sulla catena dello Zajavor, e dietro i monti di Carnizza, e poi vabbè il Canin, bon, quello di solito tiene la neve fino a giugno, però ce n'è tanta in basso, anche nel canalone della Baba. Quindi ho idea che il nivometro, che segna 1,5 metri, ci abbia proprio ragione. E adesso vado fino alla cima, che penso sia questa qui, dove per l'appunto c'è un'antenna, una stazioncina meteo forse. E dopo boh, deciderò cosa fare, perché sì, andare giù fino al bivacco boh, era più che altro per andare a mangiare e andare a vedere dentro com'era. Sono un paio di anni che non ci vado, però sì, fare una fatica bestia per cosa? Non vale la pena. Quindi intanto vado su fino sulla cima, lì mi mangio la banana, che inizio ad avere un po' le gambe pesantucce, e poi forse anche riprendo la via del ritorno, perché sì, in salita è un conto, poi in discesa è sempre un po' più difficile. Bene, ci ho messo 2 ore e un quarto e sono arrivato a punta Laushovitza. Non c'è una croce, c'è qui un mucchietto di legnetti, e questa è il monumento di vetta. Adesso tra l'altro da qua si è aperta anche la vista sulla Slovenia, sul Monte Nero e poi i monti dietro verso il Triglav. È davvero uno spettacolo. Adesso tra l'altro anche un'altra cosa che si vede è il ricovero Gran Monte, diciamo dall'altra parte dove si entra, e praticamente le porte sono completamente sbarrate dalla neve, quindi è praticamente inutile che vada fino là, per cui adesso mi fermo qui, mangio la banana, un panino e dopo me ne torno giù. Vedi là, probabilmente il tetto, la neve è scesa dal tetto e praticamente ostruisce tutte le porte. La porta più a sinistra è quella del rifugio chiuso, quello che se si chiama il gestore viene su e lo apre, perché questo rifugio è una delle tappe del Cammino Celeste. Nel 2018 era aperto in tutta la stagione, poi non l'hanno più replicato questo esperimento, e quindi se si vuole venire a dormire qua si chiama e aprono la parte diciamo gestita, altrimenti la parte a destra c'è una porta anche a destra e un ricovero è sempre aperto. Quello lì è un casermone, praticamente era un ospedale militare della prima guerra mondiale, è di proprietà del gruppo Alpini di Taipana, Monte Aperta, e fanno anche la festa a settembre mi pare. E appunto è diviso in due. Dentro c'è anche una piccola specie di museo di guerra, c'è anche accolto un po' di roba e ci sono dei reperti. È molto bello, peccato purtroppo dovranno costruirgli una teleferica
poi la regione ha destinato quei fondi ad altro e quindi non lo tengono aperto tutta la stagione perché va portato tutto a zaino, poi non è che ci venga tanta gente qua. Quindi appunto è così, su prenotazione, diciamo, se si fa il cammino celeste aprono la parte gestita, altrimenti la parte non gestita è molto bella, c'ha due stanze con 2 stufe e poi al piano superiore ci sono i letti, devono esserci 8 letti, 8 brande, c'è il bagno anche dentro, è bello, un bel ricovero. Ok, sono arrivato alla fine della neve, sono ridisceso fino a quota 1180, è giunto il momento di togliere i ramponi e di tornare in modalità primavera-estate. E alla fine inizia a essere un po' tardi, la neve molla e in alcuni punti iniziava anche un po' a scivolare, a fare le chioccioline. E quindi ero proprio al limite, forse dovevo scendere anche un attimo prima. In ogni caso, per venire giù alla fine ho preso non è proprio un canale, è un avvallamento dove c'era ancora una bella quantità di neve e tenendomi sui lati dove vicino all'erba sono praticamente ridisceso quasi dritto per dritto. Ci ho messo solo mezz'ora per scendere praticamente da 1600 metri fino a 1100, quindi sono venuto giù abbastanza spedito. Adesso ho sfruttato il più possibile questa specie di impluvio e ora è il momento di togliersi i ramponi e quindi faccio una sosta, mi levo la ferraglia e poi riparto. Bene, sono quasi tornato al punto di partenza, mi mancano 100 metri circa. Allora, come ti dicevo anche prima, il sentiero non è CAI, per cui non ha il classico segnavia bianco-rosso e nemmeno un numero. Il sentiero ha un nome, si chiama Direttissima al Gran Monte, lo si prende da Cornappo ed è segnato con dei pallini rossi o delle strisce rosse di vernice rossa sugli alberi. Fino a quota 900 metri è abbastanza, cioè si intuisce bene, tracciato al suolo. Poi dopo quota 900 metri il bosco di pino nero inizia a degradare e c'è molta rinnovazione, come un po' anche in questo punto. Credo siano ontani o noccioli, ce n'è veramente tanti e stanno un po' infestando il sentiero, quindi lì bisogna orientarsi e prestare un po' di attenzione per non prendere qualche sentiero magari di animali.
Poi una volta che si esce dal bosco, si è sui prati sommitali, ci sono ancora un paio di cespuglietti che si possono aggirare e poi si è sui pratoni. Sui pratoni ci sono dei paletti segnavia, sempre verniciati di rosso sulla testa, qualcuno è stato piegato dalla neve, però in linea di massima si vedono quasi tutti. E comunque in ogni modo si va per via un po' intuitiva, tanto la meta è sempre davanti a noi, quindi si può risalire, se a uno piace, anche dritto per dritto. Grossi salti di roccia non ci sono solo queste balze erbose che ovviamente, se è molto umido e l'erba è bagnata, potrebbe essere pericoloso. Questo sentiero chiaramente va fatto in questo periodo, quindi fine inverno fino a metà primavera, quando non c'è neve, oppure in autunno, altrimenti la parte alta del sentiero cresce l'erba e poi si ha l'erba fino in bocca, praticamente è un macello, senza contare le zecche che oggi non ne ho viste, almeno non mi è parso, dopo mi darò un controllo. Sicuramente il sentiero non è per tutti, sia per l'impegno fisico che richiede. Sono comunque 2,5 km nei quali si coprono 1000 metri di dislivello secchi, solo fino alla cresta. Poi bisogna aggiungere 200 metri per arrivare a Punta Laushovitza, oppure 200 metri in negativo, un po' di meno, 150, per arrivare al ricovero. Questo è comodo perché è veramente l'accesso più rapido. La mulattiera di guerra, quella che sale da Montemaggiore, sono 7-8 km, è molto lunga. Se no c'è il sentiero che sale sulla testa grande, mi pare, però anche quello fatto 2 anni fa è più lungo. Questo qui è veramente molto corto e molto faticoso. Sì, oggi condizioni di neve, è stato un po' faticoso, e anche faticoso da un punto di vista chiamiamolo mentale, cioè stare concentrati, capire dove andare e anche capire dove era meglio passare, perché in un paio di occasioni il sentiero tagliava in certi punti e io ho preferito aggirare in altro modo perché c'era la neve, una serie di condizioni. Comunque bisogna valutare, niente di impossibile, però certamente è un sentiero per escursionisti esperti. Quindi io ti ringrazio per avermi seguito. Se vuoi vedere la traccia lascerò sotto, magari l'ho registrata, la lascerò su Strava, immagino. Se no, se la vuoi magari anche te la posso inviare, mi scrivi sotto nei commenti, ma ad ogni modo non è quella, no, non ci sono alternative. Quindi ti ringrazio ancora per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!